I tre commissari regionali che guidano la Democrazia Cristiana in Sicilia, Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, prendono posizione sulle prossime elezioni in città, affermando come le imminenti consultazioni elettorali che vedranno al voto 9 comuni della provincia di Agrigento costituiscono un banco di prova importante per il centrodestra siciliano. Lo schema delle elezioni provinciali dello scorso anno, in occasione delle quali pezzi della maggioranza del governo Schifani hanno sostenuto in accordo con la sinistra candidati alternativi al centrodestra, non è stata una bella pagina per la coalizione che governa la Sicilia e per gli elettori che si riconoscono in questo progetto politico. A Ribera, uno dei comuni al voto in primavera, questo schema sembrerebbe ripetersi. I tre commissari regionali continuano affermando come esponenti e partiti del centrodestra, compresi autorevoli rappresentanti del governo regionale, camuffati sotto mentite spoglie e liste civiche, si stanno ritrovando a sostegno di una candidatura espressione della sinistra che non ha nulla a che vedere con il centrodestra. Ci chiediamo pertanto come sia possibile, specie per un partito fortemente identitario a livello nazionale, imboccare la via del finto civismo, rinunciando al simbolo e spaccare così l'unità della coalizione di centrodestra che governa in Sicilia. I partiti del centrodestra, concludono i tre commissari regionali della DC, Cascio, Meli e Sgroi, si riconoscono in candidati espressione della coalizione, anziché assecondare sotto mentite spoglie ambizioni personali, progetti estemporanei, poco rispettosi degli alleati di governo e soprattutto degli elettori.